Padova non dimentica quel giovane sorriso proiettato oggi nelle aule del Dipartimento di Ingegneria, non dimentica la ferocia con la quale è stata strappata quella vita troppo presto e lo fa con un mazzo di fiori deposto sulla panchina rossa dell'Ateneo. Non dimentica e per questo fa un minuto di rumore con il tintinnio delle chiavi al portello, proprio come 2 anni fa, nel giorno del funerale. Piccoli ma potenti gesti con i quali la città del Santo ha ricordato oggi Giulia Cecchettin, a 2 anni dalla sua morte per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Un femminicidio che ha segnato profondamente la coscienza collettiva dell'Italia. Sicuramente c'è più consapevolezza nel territorio, non solo veneto e padovano, ma in tutta Italia rispetto a un fenomeno che coinvolge una donna su 3 in Italia e nel mondo. Penso che è giusto ricordare, però dovremmo farlo ogni giorno, quotidianamente, perché quotidianamente al centro antiviolenza arrivano diverse donne che raccontano proprio una violenza che subiscono all'interno delle loro relazioni. Allora questa attenzione e questo pensiero facciamolo ogni giorno nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, e appunto partendo dalla consapevolezza che purtroppo il femminicidio di Giulia Cecchettin ha reso evidente un qualcosa che prima era ancora nel silenzio, era ancora molto sommerso e che oggi comincia ad emergere. Un mese di iniziative anche a Saonara, comune profondamente legato alla famiglia Cecchettin e dove Giulia riposa accanto alla madre. Dal corso di difesa personale rivolto a donne di tutte le età nella palestra a suo nome allo spettacolo teatrale Genesi di un mostro, in scena nella sala civica il 28 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza contro le donne, che racconta come tali drammi nascano anche da un disagio silenzioso. Il cambiamento parte proprio da questi gesti e, come ha sottolineato Gino Cecchettin in udienza a Roma davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, quello che conta ora è ciò che può arrivare prima, la prevenzione e quindi l'educazione, anche se la strada è ancora lunga. Che cosa abbiamo imparato in questo tempo? Niente, mi verrebbe da dire, perché sono più di 80 i femminicidi dall'inizio dell'anno. L'unico reato che aumenta nel nostro paese è la violenza contro le donne. Allora faccio mio l'appello di Gino Cecchettin: introduciamo nelle nostre scuole l'educazione affettiva e sessuale per i nostri giovani, perché è l'educazione la miglior forma di risarcimento del danno per chi ha subito una violenza e un'ingiustizia simile.